Siamo arrivati al primo scarico, adesso vado a portare le bolle, scarichiamo e poi ripartiamo. Mi raccomando, quando scaricate il camion di solito va in automatico quando lo spegnete sul lettino. Voi premete uno ancora e andate su martelletti, perché se vi succede qualcosa durante la fase di scarico e avete il lettino al posto dei martelletti, sono guai. Poi so benissimo che per questioni di tempo facciamo le pause durante lo scarico. Io personalmente non lo faccio perché non vorrei mai incappare in situazioni gravi. Se vedete ho preso un po' di acqua, ragazzi, però d'altronde non importa, è acqua, dai. Andiamo. E comunque ogni volta che lavo il camion deve piovere, Dio po'. Chiuso le porte del frigo e adesso ripartiamo. Ricordatevi, ragazzi, che il tachigrafo fa tutto in automatico. Quando io muovo il camion parte automaticamente con la guida, non vi dovete preoccupare. Dai che andiamo! Siamo arrivati qua a Campeggine. Mi raccomando, sempre martelletti durante lo scarico. Dopo che goccia pa litri di piova, perché qua in Emilia Romagna ogni volta c'è 80 di acqua che dovessimo perdere. Andiamo! Ottimo, siamo arrivati. Adesso facciamo mezz'ora di pausa, mangiamo e vi faccio vedere a quante ore siamo arrivati di guida. Siamo arrivati esattamente a 3 ore e 36 di guida. Abbiamo fatto 15 minuti di pausa, quindi ce ne manca altra mezz'ora e poi si riparte. Adesso mangiamo e facciamo la live insieme a voi. Ok ragazzi, finita la live, adesso si riparte, mezz'ora fatta, direzione Milano. Andiamo.